cosa sei. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'editore, presidente della Fondazione Tatarella e firma del giornale Francesco Giubilei, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Francesco? Buongiorno direttore. Buongiorno, bentornato a rigore, devo dire, su Radio Libertà. Esatto, è sempre un piacere essere ospiti di Radio Libertà. Grazie, allora oggi volevo davvero parlare con te perché siamo arrivati al culmine per ora, perché poi c'è la cronaca di oggi che temo, come dire, ci riserverà cattive sorprese, ma al culmine della vicenda della flottiglia, no? Che ha monopolizzato le cronache della bolla, quantomeno per settimane. Tu te ne sei occupato quotidianamente, direi, sul giornale. Allora volevo anzitutto farti una domanda generale, cioè di metodo. Cos'è stata la vicenda della flottiglia? Cioè una cosa nata con connotati da farsa che ha rischiato di finire in tragedia, una commedia solo ideologica, c'era una genuina intenzione umanitaria, cioè cosa ha rappresentato questa storia? Ha rappresentato una finta missione umanitaria che è stata spacciata come tale all'inizio, raccogliendo peraltro anche il contributo attraverso un crowdfunding di cittadini, alcuni consapevolmente, altri inconsapevolmente partecipi di quella che si era presentata come una missione che avrebbe dovuto consegnare degli aiuti umanitari a Gaza, già sapendo peraltro all'inizio che ciò non sarebbe stato possibile perché a Gaza c'è una zona di guerra e quindi, come in tutte le zone di guerra, chiaramente è impedito l'arrivo delle navi civili. Però con il passare dei giorni quella che doveva essere, o perlomeno era stata presentata come una missione umanitaria, si è rivelata a tutti gli effetti come una missione politica, fino a che siamo arrivati al punto in cui la portavoce italiana della flottiglia lo ha ammesso candidamente in televisione dicendo sì, questa è una missione politica, e in quanto missione politica ha fatto sì che, nonostante fossero state proposte alcune soluzioni alternative per far arrivare il cibo e quindi consegnarlo a Cipro, al patriarcato di Gerusalemme, proposta avanzata dalla Chiesa, poi dal governo, e capisco il fatto che secondo loro una proposta avanzata dal governo di centrodestra, di Giorgia Meloni, di Matteo Salvini, non possa essere ideologicamente accettata, ma che in realtà è stata poi suggellata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E quindi nel momento in cui il Presidente della Repubblica, il governo e la Chiesa ti offrono una soluzione alternativa fino all'assetto, decidi di voler cercare di entrare nell'acqua territoriale di Gaza sfondando il blocco navale di Israele, è chiaro che la tua finalità di fondo non è consegnare il cibo. Sì, certo. Tra l'altro, oltre a tutti gli elementi che hai messo in fila tu, c'è anche un'altra questione di cui peraltro ti sei occupato personalmente sul giornale, cioè il rischio, l'ipotesi come dire, però suffragata da documenti anche, che questa operazione sia stata anche una sponda ai galantuomini terroristici di Hamas, probabilmente anche al di là delle buone intenzioni di alcuni partecipanti. Volevo chiederti, ci potresti rifare il punto? Quali sono gli elementi che collegherebbero questa operazione alla galassia di Hamas e come dire, se è così è di una gravità assoluta, ecco. Ma ci sono degli elementi concreti che collegano una serie di partecipanti e promotori della Freedom Flottiglia con Hamas. Poi, per carità, non tutti, ci sono anche degli idioti italiani, europei, occidentali che hanno partecipato a questa missione, animati da nobili intenti e quant'altro, senza sapere poi nei fatti o perlomeno magari sapendolo anche, che parte dei promotori di questa missione era proprio legata ad Hamas, e di solito si tende a dire segui il denaro, segui i fondi e capisci chi c'è dietro a un'iniziativa. E in questo caso già dall'inizio di questa missione i finanziamenti non erano
non erano chiari, nel senso che c'era sì questo crowdfunding in cui sono stati raccolti qualche milione, però non minimamente sufficiente per organizzare da un punto di vista logistico e pratico una missione a cui hanno partecipato oltre 50 navi, e quindi il nodo dei finanziamenti è il nodo centrale, cioè da dove arrivano questi soldi che hanno permesso alla flottiglia di organizzare questa missione, e la risposta ci arriva da due documenti che sono stati rinvenuti dall'IDF, quindi l'esercito israeliano, proprio a Gaza, in cui emerge come vi sia una organizzazione chiamata dei palestinesi all'estero, alla cui organizzazione aderiscono alcune figure di Hamas. Di questa organizzazione uno dei principali esponenti è proprio un promotore della Freedom Flotilla, che ha una società in Spagna, la quale società è proprietaria di alcune delle navi della Freedom Flotilla. Cioè, per intenderci, c'è una società spagnola che è proprietaria delle navi, il cui amministratore delegato appartiene a questa associazione dei palestinesi all'estero, che è direttamente affiliata con Hamas. E poi già nei giorni scorsi erano emerse delle fotografie abbastanza inequivocabili, cioè di uno dei promotori del direttivo della flottiglia che si abbracciava con l'uomo di Hamas in Nord Africa. I legami ci sono e sono acclarati, poi magari non da parte dei parlamentari italiani che sono andati o magari non da parte di tutti, però il tema è che i veri promotori, i veri organizzatori hanno questi legami. In più ci sono altri legami molto strani con delle ONG islamiste che hanno sede nel sud-est asiatico, in Malesia, e quindi se ci sia dietro una volontà da parte di Hamas o magari di altri stati stranieri di utilizzare questa operazione con finalità politiche, mi sembra che sia abbastanza evidente. Soprattutto era un elemento, come dire, quantomeno di cronaca da riportare, che il mainstream, diciamo, giornalistico intellettuale ha rimosso con nonchalance. Ma invece, a proposito di questo mainstream, mi verrebbe da chiederti, sempre pensando a un pezzo del giornale, no, che metteva in fila le prime pagine dei più importanti quotidiani occidentali internazionali, moltissimi, diciamo, di sinistra, no, da El País al New York Times, che è la Bibbia dei liberal globalisti internazionali, cioè fuori dall'Italia da nessuna parte questo psicodramma della flottiglia ha avuto questa centralità. Come mai, a tuo giudizio, questa eccezione nostrana? Allora, intanto lasciami dire che io sono stato una decina di giorni fa in Israele, sono stato al confine con Gaza, sono entrato a Eren Shalom, che è il varco che collega l'Egitto, Gaza e Israele. Ho fatto vari incontri, anche diciamo ad alto livello, e ho chiesto proprio in varie occasioni di questo tema della flottiglia, che era un tema nell'opinione pubblica, nel dibattito israeliano, cioè quasi non se ne parlava. Sì, si sapeva che c'era questa missione, ma non veniva praticamente considerata, e già questo mi ha abbastanza fatto capire tante cose. E lo stesso, a parte forse un po' in Spagna, valeva per il resto d'Europa. In Italia invece questa missione è stata sostanzialmente caricata, ti ricorderai, già con quegli appelli surreali di tutti questi attori, di tutte queste personalità pubbliche che hanno fatto l'appello a favore della flottiglia e quant'altro. È stata caricata di tutta una valenza che poi fattivamente non aveva, perché si sapeva già dall'inizio che non sarebbe arrivata a buon fine questa missione. È stata utilizzata però come una scusa per far sì che si creasse anche un problema al governo italiano, alla diplomazia italiana, come una scusa, e lo stiamo vedendo in questi giorni nelle università, nelle piazze, è tutto il tema di Gaza e della Palestina, per scioperare, per occupare le università, per non lavorare, per fare il weekend lungo, per creare dei problemi politici al governo, quando poi in realtà a molte di queste persone della causa palestinese interessa fino a un certo punto.
Sì, diciamo che è già buono se la collocano correttamente sulla carta geografica. Ma hai toccato un nodo chiave secondo me, perché volevo giusto chiederti questo, cioè questa anomalia mediatica, no, italiana di sopravvalutazione dell'affaire Flotilla si rispecchia, mi sembra, in un'anomalia politica, cioè, che scomoda comunque la sinistra italiana, la sinistra proprio anche istituzionale, no, dei partiti, nel senso che mi sembra, per usare uno slogan che tu riporti nel tuo pezzo di oggi sul giornale, che appunto attecchisce in questi ambienti antagonisti, che ormai sia l'equipaggio di terra della flottiglia, cioè che ormai quello che era il principale partito della sinistra italiana, no, sia costantemente all'inseguimento di questo mondo estremista, antagonista, pro-PAL, il principale sindacato italiano sia costantemente all'inseguimento di questo mondo, cioè sostanzialmente ti voglio chiedere, c'è un'involuzione culturale del mondo della sinistra teoricamente istituzionale? Ma io vedo la sinistra italiana in questa fase come una grande crisi anche di identità, cioè la sinistra non sa più che cos'è, ha perso i suoi punti di riferimento storici, ha perso il suo elettorato storico, che l'abbiamo detto in tante occasioni, periferie delle città, la classe operaia, ormai non vota più a sinistra, e quindi per cercare di sopperire a questa crisi di identità sta cercando di mutare DNA e di trovare delle cause che possono essere delle cause unitarie o identitarie. Una, o perlomeno la principale causa in questo momento, è quella di Gaza, è quella della Palestina, che viene utilizzata strumentalmente dalla sinistra. Poi la domanda è, ma da un punto di vista politico, questo utilizzo strumentale della causa palestinese premia? Ma se noi vediamo quello che è accaduto nelle elezioni delle Marche, direi di no. Nelle elezioni delle Marche io ho partecipato al dibattito, all'ultimo dibattito su TG24 fatto da Ricci e Acquaroli, quindi il dibattito devo commentarlo, e mi ha sorpreso e stupito che l'ultima proposta fatta nell'ultimo dibattito il giorno prima delle elezioni, quindi è sostanzialmente di solito i candidati, tutti ricordiamo Silvio Berlusconi che disse al dibattito aboliremo l'IMU sulla prima casa, quindi è l'ultimo messaggio, ti ricordi, iconico che rimane. L'ultimo messaggio di Ricci è stato: se diventerò governatore delle Marche riconoscerò lo Stato di Palestina. Che francamente io ho pensato, uno, che se ne frega se le Marche riconoscono lo Stato di Palestina, non è che penso che cambi gli equilibri del mondo. Due, che cosa interessa a un elettore marchigiano che vuole avere investimenti sulle infrastrutture, vuole avere investimenti sulla sanità, vuole vedere qualcosa di concreto per il suo territorio, del fatto che il governatore della regione Marche riconosca lo Stato di Palestina? E lo stesso ha fatto adesso Tridico in Calabria. Il punto è che questo utilizzo strumentale di questo tema non so da un punto di vista politico poi quanto possa premiare, ma nemmeno francamente a livello nazionale, anche perché la sinistra non capisce che gran parte di quelle persone che magari manifestano o fanno talvolta anche disordini, non solo, poi è un elettorato antisistema che non va neanche a votare, per cui è un consenso che è anche difficile da trarre per mille ragioni. E credo che l'esempio emblematico, che dovrebbe aver aperto gli occhi alla sinistra, ma invece così non è il caso di Reggio Emilia. Se tu hai a Reggio Emilia un sindaco del PD, nella città forse più rossa d'Italia, che invita Francesca Albanese, la relatrice ONU della Palestina, per consegnarle il primo tricolore, quindi una cosa che dovrebbe essere un riconoscimento importante, unitario, lo fa in un teatro, non capisce neanche chi ha di fronte, che è un mondo, se vogliamo, anche extraparlamentare, di sinistra radicale, dice un discorso in cui peraltro utilizza la parola genocidio, quindi è già anche molto schierato a sinistra. L'unica colpa che ha è quella di dire, guardate che ci sono comunque ancora degli ostaggi nelle mani di Hamas, viene sommerso dai fischi, viene conquistato, e l'albanese gli dice ti perdono, come ti avete detto chissà che, e oggi c'è sul Corriere della Sera il sindaco di Reggio Emilia che dice no, non solo ho fatto bene, ma lo rifarei. Allora capisci che non hanno minimamente contezza da un punto di vista politico
di quanto sta accadendo. Sì, è stata proprio la fotografia di una sudditanza culturale, diciamo, ti spiaceva quasi per lui a vedere la scena, ecco, sostanzialmente. Facciamo solo una pausa di 30 secondi, un mini spot, ma torniamo subito con Francesco Giubilei. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci tornati con Francesco Giubilei, editore, presidente della Fondazione Tattarella e firma del giornale. Abbiamo sviscerato, diciamo, nella prima parte la sopravvalutazione mediatica dell'affaire Flotilla. Adesso mi veniva da sottoporti quella che mi pare una sottovalutazione totale, inspiegabile del nostro mainstream su quella che a mio modesto giudizio dovrebbe essere la notizia di questi giorni, no? Cioè il fatto che c'è sul tavolo un piano di pace molto dettagliato, articolato in 20 punti, presentato dal Presidente degli Stati Uniti, che può piacere o no, ma rimane, come dire, riferimento nel mondo libero, chiaramente già condiviso da Israele, su cui c'è l'invito a convergere da parte dei principali stati arabi e musulmani. Mi sembra che la nostra sinistra sia rimasta l'unica insieme ad Hamas a come dire, coltivare perplessità su questo piano di pace. Cioè, è un po' schizofrenica questa situazione. Sì, lo è, anche perché c'è un piano di pace che viene approvato dal Qatar, viene approvato dai paesi arabi, viene approvato dalla Francia, dalla Gran Bretagna, da altre nazioni anche governate dalla sinistra a livello europeo. Gli unici che non lo approvano sono i partiti della destra israeliana, che la sinistra italiana un giorno sì, l'altro no, attacca, e non lo approva l'Iran, non lo approva la Jihad islamica. Hamas addirittura dice ci pensiamo, quindi ovviamente Hamas si sta ragionando, e la sinistra italiana invece dice no, questo piano non va bene, e non ha peraltro neanche il coraggio politico di assumere questa decisione, quindi si astiene ieri al voto che c'è stato al Parlamento italiano. Però questo ti fa capire a che livello, diciamo, di radicalizzazione è arrivata su questo tema la sinistra italiana, e a me preoccupa il fatto che stanno soffiando sul fuoco. Cioè, io noto attorno a questo tema una polarizzazione e anche un incattivimento di una parte dell'opinione pubblica a causa di questo continuo soffiare sul fuoco, che sta portando a degli episodi che sono degli episodi preoccupanti, quindi le occupazioni violente alle università, le ferrovie bloccate, quindi le aggressioni per ora verbali, ma il rischio è che se si continua su questa china non saranno più solo verbali. Anche in Italia agli ebrei c'è stato un caso di Firenze e non solo, e quindi è un po' il tema storico dei cattivi maestri, cioè del fatto che se tu continui a utilizzare questo tema con delle finalità politiche, utilizzando un linguaggio anche violento, alzando sempre di più i toni, poi non aspettiamoci se succede qualcosa anche purtroppo di concreto nelle nostre città, perché la fine che stiamo prendendo è questa qui, e questo weekend molto pericoloso tra lo sciopero generale di oggi e le manifestazioni che sono state indette per domani. Certo, tra l'altro oggi abbiamo rilevato pronti via, si è avvistata una scritta a Genova, Salvini come Kirk. All'ultimo giro, diciamo, del circo Propal si vide una scritta Meloni come Kirk. Per carità, saranno singole iniziative di singoli disagiati, però insomma questo reiterare, no, l'evocazione di quello che è successo negli Stati Uniti la dice lunga sul clima. Ecco, secondo te volevo chiederti dove stanno le radici di questo clima d'odio e che giornata ti aspetti oggi? Oggi mi aspetto una giornata in cui ci saranno enormi disagi per i cittadini e per gli studenti, ma mi aspetto anche che tra oggi e domani
ci siano dei momenti di tensione e sicuramente dei momenti di violenza, nel senso che lo abbiamo già visto la sera in cui è stata fermata la flottiglia, lo abbiamo visto anche ieri, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, stazione centrale di Milano, al porto di Genova, a Termini a Roma, a Napoli e non solo, quindi mi aspetto che ci sia sicuramente un rischio di tensione, di scontri con la polizia e di violenza e questo però temo che sia un qualcosa che rischia di andare avanti poi anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Credo che purtroppo ci sia una sorta di tempesta perfetta per questi mondi, cioè il fatto che ci sia in Israele un governo che è il governo Netanyahu, un governo di destra, in Italia un governo che è il governo Meloni, quindi un governo di destra, negli Stati Uniti il governo Trump, che è un governo anche questo di destra, e questo fa sì che determinati mondi utilizzino questo tema, appunto, come dicevamo, per finalità politiche e cerchino di sempre più toni e alzando sempre di più anche la tensione in Italia. Sì, certo. Tra l'altro, se poi questo malvagio governo di destra di Trump riesce a ottenere la pace in Medio Oriente, no? Che è un obiettivo storico ultradecennale della politica americana, probabilmente impazziranno del tutto. Ma a proposito di questo clima, tu sul giornale di oggi fai una sorta di ritratto dell'antipasto, no? Che si è svolto ieri sera. Il titolo è Porti, treni e università bloccati dai Tropal, slogan shock nei cortei. È molto interessante perché poi la realtà vive di dettagli e tu noti come in questo mondo si aggirino parole d'ordine del tipo, cito quella più tragicamente simbolica: uccidere un sionista non è reato. Cioè, voglio dire, ci volevano convincere, no, che la Kirk fosse una cosa oltreoceano che non ci... ma mi sembra che ormai sia stata ristoganata l'idea, cioè, dell'eliminazione fisica a volte dell'avversario, no? Esattamente, peraltro adesso mentre siamo in diretta mi trovo qui nella nostra redazione che è a Roma, in zona San Saba, vicino quindi a Porta San Paolo, che è la zona da cui parte il corteo di Roma, e ora è difficile per gli ascoltatori sentirlo, ma vi assicuro che già si sentono grida, urla e c'è già tutta la strada bloccata da questo corteo, che solitamente quando passano questi cortei qual è il risultato nei momenti successivi, nelle ore successive, è che tutti i negozi sono completamente imbrattati, i muri con le scritte Gaza, Palestine, quindi anche da un punto di vista di decoro urbano questi cortei lasciano sempre delle situazioni disastrose. E però il punto è che degli slogan che abbiamo già sentito nelle ultime ore sono degli slogan che richiamano quella stagione degli anni di piombo. Sul giornale riportiamo questo quanto emerso da un video che ci hanno inviato di un corteo avvenuto l'altro ieri sera per le strade di Genova, in cui credo che fossero i collettivi di Bandiera Rossa. In ogni caso all'interno di questo corteo si diceva attraverso un megafono: uccidere un sionista non è reato, che è l'attualizzazione dell'uccidere un fascista non è reato, che era uno slogan che veniva utilizzato nel periodo proprio degli anni di piombo. Quindi il clima è questo, ed è un clima che porta avanti una equiparazione molto pericolosa. L'equiparazione è il governo Netanyahu uguale a tutti gli israeliani uguale a tutti gli ebrei. E così facendo, portando avanti questa equiparazione, significa sostanzialmente che se una persona è israeliana o se una persona è ebrea, quindi anche l'ebreo di cittadinanza italiano, è sostanzialmente considerato responsabile della guerra in corso a Gaza, è considerato quindi responsabile di quanto sta accadendo, e quindi diventa un bersaglio che può, secondo alcuni, deve essere colpito. Certo, che comunque dal punto di vista proprio letterale è un meccanismo
chiaramente antisemita, nel senso che individua nell'essere ebreo il criterio di rimente e un criterio di colpa, ecco. Ma esattamente, ma tra l'altro si basa anche su un grande cortocircuito da un punto di vista anche comunicativo, se vogliamo, perché gli stessi che il lunedì fanno i post, scrivono gli articoli, vanno in televisione e dicono guardate, in Israele c'è una manifestazione a cui hanno partecipato 300.000 persone contro il governo Netanyahu, di protesta contro Netanyahu, e sono quelle proteste che c'erano per la riforma della giustizia e quant'altro, quindi elogiano queste proteste per dire Netanyahu è brutto e cattivo, non è che sono tutti con Netanyahu. Poi il martedì gli stessi dicono no, però gli israeliani e anche in parte gli ebrei stanno appoggiando questa guerra e quindi anche loro hanno una responsabilità, eccetera. Cioè, il tema è che se si va in Israele c'è un consenso forte nei confronti del governo, però come in ogni democrazia c'è anche chi non è d'accordo, ci sono delle manifestazioni di piazza, però cioè, è come dire che tutti gli italiani sono d'accordo col governo Meloni. No, ci sono gli italiani che votano per la Meloni e gli italiani che non votano per la Meloni. Non è che se il governo Meloni fa un'azione che non è condivisa da alcuni italiani, allora tutti gli italiani sono responsabili. Cioè, è proprio un ragionamento che non ha minimamente senso. Certo, tra l'altro alla serie di paralogismi, diciamo, che ci hai ricordato, si aggiunge secondo me proprio quello supremo, che è un cortocircuito storico, secondo me anche morale, per cui io vedo ormai sdoganata, ma nei talk di prima serata, cioè non come dire al bar dei centri sociali, l'equazione finale tra lo Stato di Israele e il Terzo Reich e la Germania nazista. Ora uno può pensare a quello che ora dello Stato di Israele, ma si sta dicendo che lo Stato per gli ebrei è uguale a chi ha ideato e perpetrato la Shoah. Cioè, come si è arrivati a questo punto? No, qui siamo veramente in parole a libertà, in televisione si sentono dire delle cose pazzesche. In ultimo, la scorsa settimana mi viene in mente Fratoianni, quindi il leader di partito di sinistra, che ha fatto la sua carriera politica sul pacifismo, quindi il pacifismo, non riarmo, non le armi, che prima dice che è bene che le fregate italiane della Marina italiana vadano a sostegno della flottiglia. Quindi fino al giorno prima era contrario all'aumento delle spese militari, era contrario al tema comunque dell'investire in difesa, poi quando la Marina italiana, quando serve, allora l'esercito e la Marina ha un senso. E poi, cosa ancora più incredibile, dice che la Marina italiana deve sostanzialmente, avrebbe dovuto insieme alla flottiglia sfondare il blocco navale di Israele, perché significava in pratica dichiarare guerra a Israele. Una posizione folle che non è che viene detta da punta al bar, viene detta in televisione da un leader di partito. E quindi tu, quando senti queste cose, capisci che siamo di fronte veramente al poter dire qualsiasi cosa quando si parla di questo tema con una leggerezza e con una anche radicalità delle posizioni incredibile. E c'è lo stesso ragionamento poi per il tema della Shoah e il tema del genocidio, cioè questo utilizzo a sproposito del tema della parola genocidio, che c'è stata nel corso della storia, c'è stata la Shoah, c'è stato il genocidio armeno che non viene ricordato quasi mai, e quello è stato un vero e proprio genocidio. E oggi siamo di fronte a una guerra in cui purtroppo ci sono delle vittime civili, e siamo tutti noi a dispiacersi del fatto che ci siano, condannando il fatto che ci siano delle vittime civili, come però avviene purtroppo in tutte le guerre. E un'altra cosa che mi colpisce a proposito di comunicazione è il fatto che per tanti anni le opinioni e le parole della senatrice a vita Liliana Segre sono state giustamente dal punto di vista mediatico, televisivo, giornalistico riprese e citate in tante occasioni. Poi quando Liliana Segre ha detto guardate che questo non è un genocidio e quindi non utilizziamo il termine genocidio, Liliana Segre è praticamente stata tacitata e non viene quasi più citata rispetto a questo tema. E anche questa è un'altra contraddizione enorme che c'è. E io penso che oggi serve anche il coraggio di dire che l'utilizzo delle parole, specie da personaggi pubblici, in contesti pubblici, ha un suo valore, ha una sua valenza,
e bisogna avere il coraggio di dire che non siamo di fronte a un genocidio, ma siamo di fronte a una guerra, che è una cosa ben diversa. Certo, tra l'altro una guerra asimmetrica, no? Tra l'esercito di uno Stato, per inciso l'unico democratico del Medio Oriente, e una banda terrorista che usa i civili come scudi umani, no? Non lo diciamo io e te, ma lo hanno teorizzato i capi di Hamas nel loro esilio dorato in Qatar. E cioè questa asimmetria non è irrilevante, no? Per capire la situazione sul terreno anche proprio. Ma ci sono tante cose che non vengono volutamente raccontate, sono omesse, cioè il fatto che Hamas abbia utilizzato i civili palestinesi come scudi, il fatto che Hamas abbia messo le proprie basi negli ospedali, nelle scuole, il fatto che tutte le risorse, peraltro date anche da noi come Unione Europea, negli anni siano state utilizzate non per rendere Gaza un luogo migliore, quindi investire sul welfare, investire sulle infrastrutture, eccetera, ma siano state utilizzate per costruire centinaia di chilometri di tunnel sotto la striscia di Gaza in cui nascondere missili e armamenti. Il fatto che a tutt'oggi vi siano aree di Gaza in cui ci sono presenti proprio degli ordigni, e quindi quando magari viene bombardato un target c'è una sorta di propagazione anche negli edifici a fianco, perché sono tutti pieni di mine e di bombe. Il fatto in merito agli aiuti, adesso io l'ho visto con i miei occhi a Erem Shalom, che quotidianamente arrivano degli aiuti anche peraltro da paesi arabi, anche dall'Egitto, da altre nazioni o dalla cooperazione internazionale, e basta andare poi sul sito dell'ONU che quotidianamente lo aggiorna, quindi l'ONU anche in realtà diciamo non propriamente super partes, abbiamo visto, però in questo caso cosa scrive l'ONU? Che gli aiuti entrano, poi il problema maggiore è il fatto che una volta che gli aiuti si trovano dentro la striscia di Gaza c'è un tema logistico dentro la striscia di Gaza, quindi di difficoltà di far arrivare questi aiuti ai cittadini, alle persone di Gaza, e poi c'è il tema principale, che è il fatto che Hamas minaccia sostanzialmente i civili di non andare a ritirare, di non andare a prendere gli aiuti, proprio perché questi aiuti, il fatto che non arrivino poi concretamente nelle mani dei cittadini palestinesi gli aiuti, diventa anche quello uno strumento di propaganda per dire vengono bloccati gli aiuti umanitari, c'è la fame e quant'altro, e quindi non viene ricordato negli aiuti il ruolo che ha Hamas attivamente, e ciò significa che ci viene sostanzialmente portata avanti tutta una narrazione che è una narrazione, quando va bene, parziale. Nella maggioranza dei casi manca invece di tutta un'altra visione e racconto. Certo, tra l'altro allora, per drammatizzare ma non troppo, diciamo, e tornare da dove siamo partiti, secondo me lo sviluppo della vicenda Flotilla ha anche regalato un cortocircuito veramente spettacolare, plastico, di quella che chiamiamo ideologia woke, no? Cioè quest'ultima forma del pensiero progressista o pseudotale. Mi riferisco al momento in cui è emerso che incredibilmente, contro ogni pronostico, c'era qualche tensione tra gli attivisti islamisti e gli attivisti LGBT, tanto che alcuni dei primi hanno detto no, se ci sono questi noi scendiamo, sono un pessimo esempio per i nostri figli, sono moralmente condannabili, non ci piacciono, insomma è emersa questa tensione. Ecco, mi è sembrato proprio una rappresentazione plastica delle follie del politicamente corretto, per cui spesso ormai i cosiddetti progressisti vanno a braccetto dei peggiori oscurantisti contemporanei. Ecco. Ma certo, ma come le manifestazioni del LGBT, delle comunità LGBT o dei collettivi LGBT, trans, eccetera, che nelle nostre università inneggiano a Gaza senza sapere che a Gaza gli omosessuali nel migliore dei casi vengono discriminati, nel peggiore dei casi vengono picchiati, perché questo accade in quei paesi, mentre in Israele, che avrà per carità i limiti, quello che si vuole, però nella società israeliana basta andare a Tel Aviv, non penso che nessuno di loro sia mai stato, per vedere che Tel Aviv è una delle città in cui c'è una delle maggiori comunità LGBT, una maggiore libertà per le minoranze. E questa è un'altra delle minime contraddizioni che
emergono, cioè il fatto che quello che non viene ricordato è che il tema di Gaza, il tema della Palestina e tutta la battaglia di Hamas è strettamente legata e connessa all'Islam. Cioè qua loro in Occidente si porta avanti più o meno volutamente tutta una visione delle battaglie di Gaza e della Palestina, che è sostanzialmente creata a regola d'arte con un'immagine che non corrisponde a quello che è realmente, e noi sappiamo bene che l'Islam, specie l'Islam radicale, nei confronti di questi temi ha delle posizioni che sono delle posizioni altro che liberali, e sono delle posizioni molto, molto radicali, molto liberali, e che quindi sono emersi poi anche nella flottiglia, in cui sostanzialmente uno dei promotori del tunisino, mi pare comunque del Nord Africa, e ha protestato proprio per la presenza di attivisti LGBT, e quindi ha deciso di abbandonare la flottiglia. Incredibile. Allora l'ultima domanda la faccio anzitutto all'editore, all'intellettuale conservatore, no? Come credo tu giustamente ti definisci. Come dire, il segreto per spiegare questi accoppiamenti contro natura, no? Per cui appunto la retorica LGBT con l'agenda islamista, queste contraddizioni palesi, è forse quella che un grande pensatore conservatore, Sir Roger Scruton, chiamava oicofobia, cioè l'odio per noi stessi, per l'Occidente, per la nostra civiltà. L'importante è che si vada contro noi stessi, poi, come dire, il resto è a margine. È questo un po' il punto? Io questo credo che sia uno dei temi principali per capire e comprendere tutta questa situazione e tutto anche questo odio nei confronti di Israele che è diffuso in una parte delle società occidentali. Cioè il fatto che Israele venga identificato come un baluardo dell'Occidente, una parte dell'Occidente, così come dall'altro lato gli Stati Uniti con Trump, e proprio per questo motivo venga considerato un nemico da abbattere e un nemico da contrastare. E questo rientra purtroppo in un disegno più ampio di delegittimazione dell'Occidente che vediamo in corso da vari anni, per cui si tende a prendere la parte di quei mondi che sono dei mondi a tutti gli effetti anti-occidentali, ed ecco perché c'è questa volontà di portare avanti il tema di Gaza e il tema della Palestina. Sì, probabilmente è la chiave finale. Invitiamo i nostri ascoltatori a leggersi o rileggersi Sir Roger Scruton, e credo anche Oriana Fallaci su questi temi abbia detto delle cose interessanti. Io ti ringrazio molto della nostra chiacchierata e ti ridò appuntamento presto su Radio Libertà. Grazie mille direttore, grazie e complimenti per tutto il tuo interesse e l'attività che portate avanti. A presto, ciao Francesco. Grazie.